Amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo alla 29esima edizione della Primavera del Conegliano Prosecco Valdobbiadene e alla 53esima Mostra del Vino Superiore dei Colli di Corbanese. Ai nostri microfoni, come sempre, la neo rieletta presidente Michaela Campardo. Ben ritrovata, grazie. Congratulazioni. Grazie Luigi. Si parte alla grande con questi 3 weekend ricchissimi di eventi per il territorio. Esatto. Abbiamo questa 53esima mostra comincia con un ricco carnet di eventi e, come detto prima, noi cerchiamo di raccontarvi il nostro territorio con le camminate, con i cibi, con le degustazioni del vino e con tutto quello che può offrire la mostra. Sposa mia sarai quando primavera tornerà, l'amore non si ferma al primo tempo. Lo ha ricordato il sindaco, lo ha ricordato la regione. Un grandissimo, enorme, superlativo grazie a tutti i volontari che dietro di te, dietro le spalle, con te, promuovono questa manifestazione. Assolutamente, perché senza di loro questo non sarebbe possibile. Come detto, siamo un bel gruppo affiatato, sono stata rieletta, quindi per me è una gran soddisfazione e questa è la dimostrazione, insomma, che le cose stanno funzionando come devono andare. Dovremmo andare via a navigare un altro mare invece di restare. Tante passeggiate, tanta promozione del territorio. Hai qualcosa da promuovere in particolare? Ma io intanto promuovo la nostra mostra del vino, i nostri prodotti di tutte le cantine qua della nostra zona, del nostro paese anche, perché sono veramente tanti e siamo veramente ricchi, abbiamo molte etichette e veramente spero che le persone siano curiose e che vengano ad assaggiare quello che noi proponiamo, anche come vino. Il sole tornerà. Se un vento di tormenta più forte spingerà con te. Noi intanto ti ringraziamo di questo invito, a te le telecamere per invitare fino al 2 giugno tutti i telespettatori a venire qui a Corbanese alla 53esima Mostra del Vino. Io vi aspetto tutti quanti fino al 2 giugno, io e tutti i miei volontari, ad ascoltare anche un bel po' di buona musica, ad assaggiare i piatti tipici e a bere il nostro vino. E a proposito di bere, Michele, noi ringraziamo e salutiamo i telespettatori, andiamo a fare un ottimo assaggio di questi anni. Prego. Se un vento di tormenta